Benvenuti, oggi è domenica 26 maggio 2024. Il sole sorge alle 5.43, tramonta alle 20.11. La luna si leva alle 23.30 e cala alle 7.40. Il santo di oggi è Filippo Neri, patrono degli insegnanti e degli educatori in genere. Il nome Filippo, molto diffuso in Italia, deriva dal greco e significa amante dei cavalli. Il 25 e 26 maggio si celebra la giornata mondiale dei bambini con eventi tra due luoghi simbolo della città di Roma, Piazza San Pietro e lo Stadio Olimpico. Promossa da Papa Francesco, che in questi giorni incontrerà a Roma bambini e bambine di un'età compresa tra i 5 e i 12 anni, provenienti da tutto il mondo, per un momento di festa. Compie 78 anni oggi il grande compositore Nicola Piovani, autore di decine di colonne sonore per il cinema. La più famosa è quella del film di Roberto Benigni La vita è bella, che gli ha procurato l'Oscar nel 1999. E sono 79 gli anni per il torinese Gianni Minoli, giornalista, conduttore e produttore televisivo che ha fatto la storia della televisione italiana. Lo ricordiamo come presentatore di Mixer alla Rai, ma ha prodotto decine di programmi come Quelli della notte e Blitz. E non possiamo dimenticare l'ex calciatore Luca Toni, che oggi compie 47 anni, campione del mondo con la nazionale italiana nel 2006. Dopo la consacrazione con la maglia rosanero del Palermo, è stato considerato uno dei migliori attaccanti degli anni 2000 e 2010. Immaginate di essere in Piazza Duomo a Milano. Un uomo avanza tra la folla con un mantello di velluto verde e una corona in testa. Si tratta proprio di Napoleone Bonaparte, pronto per una cerimonia che segnerà la storia italiana. Accompagnato da oltre 250 musicisti, l'imperatore, il 26 maggio del 1805, viene incoronato re d'Italia con l'antica corona ferrea, secondo una tradizione che durava fin dal regno longobardo. Sebbene sia uso comune mettere i limoni in frigorifero appena li si porta a casa, non è la cosa più opportuna da fare perché le condizioni all'interno dell'elettrodomestico ne fanno seccare il succo. Per mantenerli consistenti conviene sistemarli in un cestino senza ammassarli troppo, tenendoli a temperatura ambiente in una zona della casa riparata dalla luce del sole e lontana da fonti di calore. Buona domenica ai 12. Una luna in Capricorno permetterà bene di razionalizzare il momento. È un'epoca zodiacale diversa. Giove è in Gemelli, cambia la configurazione astrale. Vediamo come per i 12 Ariete. Una splendida domenica per voi, soprattutto pluralizzata in termini affettivi, ovvero da famiglia ad amici ad amori. Oggi è tutto insieme, godetevela. Toro, una domenica con una luna amica che dopo aver salutato i vostri illustri ospiti planetari che hanno preso il volo per i gradi dei Gemelli, vi consolerà in termini affettivi. Il weekend e la domenica in particolare per voi sono sempre il momento da dedicare all'amore. Gemelli, una giornata assolutamente splendida. Poco vi tange la razionalità di una luna in Capricorno, proprio perché oggi siete tutti presi e compresi dal valutare le 1000 prospettive che le configurazioni planetarie vi hanno dato e vi stanno regalando. Sole, Giove e Venere nei vostri gradi oggi faranno della vostra domenica una domenica piena d'amore e d'affetto. Cancro, luna in opposizione oggi, proprio la vostra dea vi fa esigere di razionalizzare a voi più di tutti una serie di percorsi affettivi, lavorativi e professionali appena svolti e di dare a questi un significato importante da tesaurizzare e non da dissipare. Leone, oggi i pianeti sono assolutamente positivi, ma vi lasciano un po' esenti da preoccupazioni. È una giornata che vorreste dedicare un po' più al riposo e soprattutto alle visite degli amici, ma senza scomodarvi troppo voi. Oggi il leone è pigro e vuole dormire un po' di più.
Vergine, una giornata oggi che fa ripartire l'umore, proprio perché la luna è in trigono dal Capricorno, quindi è una luna che vi esorta a trovare affetto nelle tradizioni familiari, ma soprattutto a vivere seriamente un nuovo amore appena nato. Bilancia, luna in quadratura oggi, un po' di stanchezza anche per voi, proprio perché dal Capricorno la luna esige che voi razionalizzate un po', che mettiate in ordine un po' tutti gli eventi della settimana. Beh, la domenica è sempre il vostro pensatoio, per cui oggi con una certa mollezza dedicatevi solo a qualche piccolo incontro leggero con gli amici. Scorpione, un weekend decisamente intenso per voi a livello affettivo. Adesso la luna è tornata amica e potrete dialogare e vedervi con il vostro amore. Quindi date spazio oggi ai sentimenti e alle passioni. Gli ostacoli di prima non sono più così difficili per voi dall'altra parte del cielo. Sagittario, luna che parla di valutazione familiare, di valutazione affettiva e di tutto ciò che potete fare con le vostre risorse e con i vostri mezzi economici. Cercate quindi di essere bravi e talentuosi nel gestire al meglio le vostre possibilità per avere la minima spesa e la massima resa. Capricorno, voi che di affari ne capite tanto, oggi la luna vi chiede proprio di non pensarci, essendo un coefficiente affettivo, emotivo, e che ha a che fare poco con il razionale, ma tanto con la famiglia e gli affetti. Eccovi dunque oggi immersi nella vostra dimensione assolutamente casalinga e familiare, dimensione alla quale tradizionalmente tenete moltissimo. Oggi non dovete indossare nessuna corazza, semplicemente liberatevi nell'abbraccio degli affetti. Acquario, una luna un po' emotiva oggi da 12ª casa, poco importa se c'è qualcosa che non va a livello di sensazione, perché comunque Sole, Venere e Giove sono assolutamente positivi e dalla vostra parte. Speranze nuove che si accendono per il futuro e probabilmente voi vi state interessando di qualcosa di nuovo e di importante, cose che matureranno soprattutto in quest'estate, per cui cercate di immaginare delle strategie da adattare. Pesci, avete tutto il tempo del mondo, anche voi, per creare delle strategie su progetti a lunga scadenza, ma senza dimenticare i sogni. Nettuno lo esige dall'accordo che riesce a esigere dai pianeti, essendo in buoni rapporti sia con Plutone che con i pianeti in Gemelli con cui ancora è in sestile. Sfruttate bene queste possibilità, perché il piano B, C e D per voi potrebbero significare veramente moltissimo. Buona domenica! Un montepremi di 500 sterline e i migliori giocatori europei dell'epoca pronti a sfidarsi. Il 26 maggio del 1851 si tiene a Londra il primo torneo internazionale di scacchi della storia, una vera e propria rivoluzione per questo gioco millenario. Alla fine la vittoria va al geniale tedesco Adolf Andersen, grazie al suo stile brillante e aggressivo. Oggi parliamo di un modo di dire molto divertente, when pigs fly, con cui si intende quando i maiali impareranno a volare. Beh, ovviamente significa qualcosa di fisicamente impossibile che non accadrà mai. Vi suona familiare? È come dire quando gli asini voleranno in italiano. Insomma, tra le due lingue cambiano solo gli animali, ma non il significato. Come fare per recuperare tutti gli episodi del Almanacco che avete perso? Nessun problema, ci trovate on demand su YouTube sul canale Sicilia Play. Vi portiamo alla scoperta di un personaggio dalle 1000 sfaccettature, Lucio Piccolo di Cara Novella. Poeta, esoterista e musicologo. Dopo una vita mondana, Lucio si ritirò in una villa in Sicilia dove scrisse 9 raccolte di liriche, diventando una delle voci più intense della poesia contemporanea. Ma Lucio era anche un uomo dalle idee straordinarie, appassionato di esoterismo, credeva nella reincarnazione dell'anima. Nonostante la sua scomparsa improvvisa nel 1969, la cultura sterminata e la produzione poetica continuano ad essere ammirate da importanti intellettuali. Ci salutiamo con la frase del giorno. Al giorno d'oggi,
La gente conosce il prezzo di tutto e il valore di niente. E noi invece stiamo imparando ad apprezzare il valore di tutto, comprese le nostre puntate di almanacco. Quindi ci vediamo domani. Ciao!